Buona serata, bentrovati, eccoci all'appuntamento del giovedì 22 novembre 2018, l'appuntamento è su www.venetoglobe.com, la nostra web tv che mette i nostri servizi, i nostri TG sportivi on demand, quindi potete rivederli quando e come vorrete, ma naturalmente da un paio di settimane a questa parte siamo sul canale 95 di Caffè TV 24 per le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia del digitale terrestre, canale 95. Iniziamo con il calcio, iniziamo con le principali notizie anche per oggi. Vedete che ho sotto mano la Gazzetta dello Sport, perché la Gazzetta oggi apre con lo spazio dedicato a Sensi, ci gioca sul titolo, derby in tutti i sensi. Spieghiamo il perché il giovane regista lanciato in azzurro ha fulminato veramente tutti e ha fulminato soprattutto Milan e Inter, ecco la parola derby. Il Milan sembra essere più avanti nella corsa a prendere Sensi, deve sostituire infatti subito Biglia e Bonaventura che sono infortunati, ma il Sassuolo, dove gioca Sensi, potrebbe tenersi il gioiello fino a giugno e allora l'Inter prova ad inserirsi in questa trattativa, si dice già avanzata, del Milan. L'altra notizia, visto che siamo sulla prima pagina della Gazzetta, è quella dedicata a Genoa-Sampdoria. Ci sono 11 cartoline dal ponte spezzato perché si giocherà questa partita e la richiesta è quella di fermarsi al minuto 43 per ricordare purtroppo le 43 vittime che ci sono state sul ponte Morandi. Parliamo di calcio come stiamo facendo e parliamo ricordando che la Serie A ritorna dopo la pausa della Nazionale, ritorna anche la Serie B con il match tra Verona-Palermo e poi a scendere tutte le altre categorie, Serie C, Serie D, con una giornata che vede il Montebelluna ancora in trasferta dopo il pareggio all'ultimo secondo raggiunto dal Campo d'Arsego domenica scorsa. Andiamo nell'eccellenza. Vi abbiamo parlato l'altro giorno di Eclisse Careni Pievigina e Calvino Ale con il tecnico Della Bella, con cui ritorniamo sulla partita, 2-2 il risultato, ma buone indicazioni ancora una volta per quanto riguarda la formazione trevigiana. Sentiamo Stefano Della Bella. Siamo con Stefano Della Bella al termine di questa gara 2-2, dobbiamo dire che è un primo tempo bellissimo, stellare, 20 minuti in cui avete stretto lì, poi avete sofferto, come mai? Come mai? Perché c'è anche l'avversario, perché è un buon avversario, e peccato perché siamo riusciti a sbloccarla subito. E dopo però loro sono venuti un po' fuori e abbiamo peccato sul primo gol, secondo me, perché non possiamo prendere un gol del genere su un calcio piazzato. E dopo pian pianino però siamo riusciti a tornare in partita. Sì, siamo riusciti anche a far gol, dunque l'avevamo tornata a portare a nostro favore. Secondo tempo, finché siamo rimasti in 11, secondo me, loro erano partiti forti, è vero, però siamo riusciti a contenerli abbastanza bene. Ricordiamo che è una buona squadra, che ha sempre cercato di giocare e dunque sì, ci metteva in difficoltà, però finché eravamo 11 contro 11, tiri in porta non hanno fatto. Anche dopo, secondo me, anche là un po' affrettata l'espulsione, secondo me il secondo giallo, ha calciato la palla, ma la palla aveva appena fischiato, non è che l'ha buttata apposta fuori. E dopo là c'è stata un'altra partita, siamo riusciti secondo me a contenerli abbastanza bene. Dopo l'episodio del rigore, sta a voi stasera a vedere replay o cosa. Secondo me no, però sicuramente andremo a rivederlo, avete la possibilità voi di farcelo rivedere. Secondo me ha preso un abbaglio l'arbitro perché era coperto, non ha visto, forse non si è neanche fatto aiutare dall'assistente. E riposate adesso? Riposiamo, sì, speriamo di recuperare anche qualche infortunato. Purtroppo D'Amuzzo si è fatto male la scorsa volta, Francesco è fuori già da 2 o 3 partite. Adesso ci serve sta qua, peccato che non abbiamo fatto i 3 punti.
Sì, eccoci qui, parlava Stefano Della Bella per quanto riguarda questa gara, Eclisse Calvino-Ale, il protagonista, uno dei protagonisti, Janko, non ci sarà perché è stato squalificato per la somma di ammonizioni che abbiamo visto per aver mandato a quel paese il guardialine e poi naturalmente aver discusso animatamente con l'arbitro. Per quanto riguarda l'eccellenza, da ricordare anche la situazione del Treviso, è una situazione complicatissima dopo tra l'altro la sconfitta nel derby trevigiano dell'Union Pro contro il Treviso, 3-1, ci sono stati anche disordini e tafferugli a fine partita con un tifoso dell'Union Pro che è stato picchiato, almeno quanto dicono le cronache, quanto hanno detto le cronache nei giorni scorsi, da un gruppo di ultra appunto del Treviso. È un Treviso che non trova pace, ci sono le questioni degli stipendi da pagare, è saltato anche l'addetto stampa della squadra, Stene Ali non è più l'addetto stampa, quindi si è cambiato e si vuol cambiare tutto, ma attenzione perché il sindaco Conte avvisa, voglio chiarezza, voglio la tranquillità soprattutto nella squadra della provincia di Treviso e sarebbe giusto così. Lasciamo il calcio per passare ad un'altra squadra che è leader della marca trevigiana, e cioè la TVB Basket, che in casa di fronte al proprio pubblico domenica ha vinto 90-68, grande prestazione di Chillo e Lombardi, super, e con la vittoria è arrivato anche il secondo posto in classifica. È un secondo posto che bisognerà mantenere, bisogna andare a giocare contro Montegranaro, che è la seconda squadra che segue appunto la prima, e cioè la Fortitudo Bologna. Vedremo quello che succederà con Montegranaro, partita che sarà importantissima per cercare naturalmente di rimanere agganciati ancora alla vetta e di essere pronti a salirci sopra il primo posto. Il Ponzano Basket, siamo nella Serie A2 femminile, vive un momento di scoramento perché c'è stata un'altra sconfitta pesante, 58-40 a Bolzano. Adesso arriva al Palacicogna sabato alle 20 il fanalino di coda Albino. Sono necessari vittoria e 2 punti, ha detto Sottana, e naturalmente noi saremo con le nostre telecamere a seguire questa gara, streaming naturalmente sul canale di www.venetoglobe.com, Facebook e naturalmente il tutto anche sulla pagina Facebook della società Ponzano Basket di Serie A2. Dal Ponzano femminile alla Rucher maschile con una vittoria al Palasaccon buona contro Reggio. Ieri vi abbiamo fatto sentire l'opinione dell'assistant coach Rainieri che ha parlato ai nostri microfoni dopo la sconfitta. Adesso per Marco Mian attende la Juvi Cremona in trasferta. L'altra squadra, ormai siamo su questa dicitura, cioè che tiene alta la marca trevigiana, la provincia di Treviso, è sicuramente l'Imoco Volley Conegliano, che ieri sera ha vinto il primo match di Champions contro Scandicci, scontro fratricida tra italiane, risultato 3-2 per l'Imoco, con De Gennaro e compagne che hanno avuto alti e bassi durante la serata. Sentiamo Daniele Santarelli ai nostri microfoni, è il tecnico delle coneglianesi. Daniele Santarelli, nei primi 4 set avete attaccato col 50% più o meno, non è bastato, ci è voluto il 64% del tie break per spuntarla? Ma indubbiamente in attacco siamo andati bene, credo che non sia stato quello il fattore che ci ha messo in difficoltà il secondo e il quarto set, non siamo stati così aggressivi in difesa come siamo stati negli altri set. Secondo me la fase break ha funzionato benissimo, avevo chiesto alle ragazze di spingere a 1000 al servizio perché avrebbe potuto fare la differenza, secondo me possiamo fare ancora molto di più, credo che questo per noi possa essere un punto di partenza. Oggi ci tenevamo tantissimo, ovvio che la posta in palio oggi era veramente molto importante perché sappiamo che forse Scandicci insieme a noi dovrebbero essere sulla carta le 2 squadre con qualcosa in più rispetto alle altre 2, quindi questo era già uno scontro molto importante. Andremo a Scandicci, speriamo, ovviamente c'è ancora un girone da fare, ma speriamo di andare a Scandicci un pochino più tranquilli, però era una gara a cui tenevo tantissimo, era la prima di Champions, la squadra veniva da un momento buono, l'abbiamo giocata per Megan oggi, quindi c'era un fattore in più secondo me, uno stimolo in più e
questa squadra si meritava di vincerla, perché oggi era giusto fare una festa a Megan e sono contento che sia andata a finire così, anche se soffrendo. Molos ha proprio detto questo, che hanno giocato per Megan, anche perché è difficile venire da quello che è successo. Vi assicuro che questa cosa l'hanno sofferta tutti, perché la cosa incredibile è che nella gara di ieri, anche se tutti possono pensare che sia una gara facile, ma così non è stata, in quella gara abbiamo avuto un sacco di difficoltà, la squadra di partenza che non era ovviamente ancora rodata, il fatto che Megan si fosse fatta male in un momento delicato, il fatto che la squadra abbia reagito a quell'infortunio gravissimo, i giorni successivi non sono stati facili, è stato uno shock per tutti, quindi vogliamo tutti bene a Megan, quindi per noi è stato veramente un colpo al cuore e ci dispiace tantissimo per lei. Parlavamo anche con Asia, quinto set, era il primo tie break della stagione, prima partita durata 2 ore, giocato molto bene, insomma, quindi condizione fisica e mentale molto buona. Sì, era per certi aspetti prevedibile e preventivabile. Certo che arriva in un momento proprio non perfetto, perché adesso dobbiamo affrontare un bel tour de force, domenica abbiamo una gara difficile a Filotran su un campo ostico, poi viene Novara a trovarci, quindi è una settimana per noi delicata, dobbiamo essere bravi a recuperare perché le energie le dobbiamo dosare bene nei momenti importanti. Bene, questo Santarelli, e allora avete visto le immagini in precedenza, chiedo alla regia di rimandare le immagini di Megan Easy che viene salutata a bordo campo dalle sue compagne di squadra che naturalmente vanno a salutarla perché venerdì ritorna in America, eccola qui, ritorna in America, ritorna nel suo paese per l'operazione alla caviglia destra con rottura del tendine di Achille, vedete l'abbraccio. Ma c'è stato l'abbraccio di tutte, questa è Robin de Cruyff, poi dietro di lei Gaia Moretti e via via tutte le altre ragazze, Silla, Volos e tutte le altre ragazze che sono andate a bordo campo alla fine a dedicare la vittoria a Megan. Andiamo dall'altra parte della barricata, andiamo a sentire Lucia Bosetti, veramente un cameo piccolo piccolo, ma insomma un po' triste Lucia Bosetti. Lucia, ci avete provato fino alla fine? Sì, è stata una bella partita, noi diciamo, è la nostra prima partita in Champions League, magari abbiamo un po' peccato anche di inesperienza, però sono contenta perché comunque abbiamo espresso a tratti un buon livello di gioco. Per Triscione qui dietro dice la prima volta non si scorda mai. No, certo, è un grande onore per questa società essere in Champions League, noi siamo molto orgogliose, abbiamo provato fino alla fine e alla fine siamo riusciti a strappare un punto, quindi questo è già comunque importante. Non c'era tanta voglia di parlare da parte della vice campionessa mondiale Lucia Bosetti, che naturalmente ha detto beh, ci abbiamo provato fino alla fine, poi insomma un attimino più forte sicuramente si è dimostrata ancora una volta l'Imoco Volley Conegliano. E così archiviamo per il momento, domani ritorniamo sul primo match di Champions, andiamo in Sudafrica con le immagini che ritraggono, guardate qui i leoni della Benetton in visita proprio ad uno zoo, ad un park safari zoo, vedete alle spalle un leone, uno di loro, insomma, quindi che sia di buon auspicio questa immagine. Ritorniamo invece a Martellago, perché oggi a Martellago, e leggo il comunicato stampa, il mondo del grande karate si è dato appuntamento a Caorle perché al Pala Expo Mare e al Pala Sport della cittadina balneare veneziana si raduneranno per la Venice Cup dedicata alle classi senior e under 21 e alla Venice Youth Cup riservata agli under 18 dal 14 al 16 dicembre prossimo i migliori atleti provenienti da 46 nazioni. Le manifestazioni sono state presentate proprio oggi nel corso di una conferenza stampa presso Ca' della Nave a Martellago, che ha visto la partecipazione del presidente della FIGICAN Veneto Karate Giosuè Eressini, accompagnato dal vice Favaron, dal delegato CONI di Venezia Vito Vittorio, al fianco del quale c'era l'assessore allo sport di Caorle Giuseppe Boatto, quindi l'appuntamento dal 14 al 16 dicembre prossimo con i migliori atleti provenienti da ben 46 nazioni, come abbiamo detto. È tutto per l'edizione odierna di questo giovedì 22 novembre, noi ci risentiamo domani, sarà l'ultimo spazio dedicato a www.venetoglobe.com, lo spazio sportivo, sul canale 95 di Caffè TV 24, Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia e on demand naturalmente, come vi dicevo prima, su www.venetoglobe.com. Buona serata a tutti.